Va ora in onda Spazio Più. Mentre se stessi ancora qua avresti detto giornata soleggiata, domani 17, fortuna che per oggi le banche sono aperte, ci metto un minuto io dal direttore Frezza e poso dei preziosi in da cassetti di sicurezza, e via. E non si può mai sapere, non ti mettere là, e via. Signori, mani in alto, state calmi, è una rapina. Rubiamo a Vodafone e tutto torna come prima. 3 ore in da stiffogno, scusate il maledore, E adesso tutti attenti. È chiamato direttore. Az. Speriamo vada bene. È la prima volta. Az. Gesù, ma questa voce mi sto impressionando. Mi sembra di sentire lo stronzo con la panda. Non mi sorprenderebbe se fosse quel coglione con quei suoi atteggiamenti da bruto e mascalzone. E vero, potrebbe essere proprio lui, bruto e mascalzone. E vero. Capo, che dici? State avendo una svista? Ma vedasi proprio oggi. Gli aveva acchiappato Cristo. Su forza, faccia a terra. E non mi fa cazzare. O ti faccio fa fine la macchina di papà. Ah, che genio della lampada. Il signor rapinatore è proprio lui. Questo è il momento giusto per fargli saltare la copertura. Lo faccio prendere. Stavolta lo faccio prendere. Che cazzo che sfaccino? Ti vedi che son fesso? Ci incontriamo di nuovo? O disgustoso ceppo? Io l'ho capito subito, me lo sentivo dentro, si sente dall'accento di Napoli Centro. Che schifo! Dove sta io Napoli Centro? Che schifo! E dallo questo scemo, sono 20 anni con sto tarlo, tutto buono così dov'ommo, ma stessa a Monte Carlo, mo torna a sta zitta che avimmo a fare rapina e per tutti i nostri assaggi caffè cornettino, azza, signor vuoi zuccherato? Dolcificato, va bene. Tu sei un topo di fogna, per questo puzzi tanto, ma io chiamo il 112 e giuro che ti canto. Però avviso anche a mio zio, che fa il procuratore e ti fai la galera fino a che veda il creatore, e vedi, fino alla fine dei tuoi giorni, e vedi. Ah, i fosso dopo i fogni, sentite a sua maestà, che cambia da una vita in coppia di spalle di papà. Si fa l'estratto conto in prima pagina stampato come impiego e c'è scritto chi nei corni è ribusciato. Azza. Azza. Almeno io li tengo e tu mi fai il blitz, al punto che ho pagato la cassetta di sicurezza. Ne ho già altre 6 o 7 riempite in questi anni e ora ci sono i GIS, per te sono solo danni. Ah, sta qua, signori GIS, sta qua, prendetelo. I giaggi controllati, cassette di sicurezza. Ho visto anche la tua, stava scritto Munezza, pure un carabiniere che ti ha visto dato in dato a un lato e a Migliano. Arindo sto scurnacciato. Azzo. Azzo. Bonette da parcheggio, capimmo faticato. Signori, 2 minuti e vi facciamo ritirare. Scusate per spavento, e voi non c'entrate niente, tutti tranne il kill. O chiave che patente. O blasone. Oh, figli di papà. Ora noi ce ne andiamo, i GIS stanno qua fuori. Era già tutto previsto, ci va il tuo professore. E ditelo a Netflix che l'opera fosse bella. Gli diamo pure il titolo. La casa di Arenella. Allora, che giornata, vai. Abbassa, ok, appiccio dalle giornate. Stanno ancora là fuori. Mamma mia, ce l'hanno fatto. Buonasera a tutti dallo Spazio Pio. Abbiamo appena sentito un meraviglioso omaggio a Federico Salvatore riguardante la recentissima rapina che è accaduta a una banca del Vomero, questo quartiere bene di Napoli, dove delle cassette di sicurezza sono misteriosamente, state rapinate e tutte le altre no. E i rapinatori, hanno scavato dei cunicoli pari delle fogne sotto la banca e sono riusciti a fare questa rapina che è a dir poco spettacolare, dove,
i dubbi e le certezze. Sì, no, perché sono andate a colpo sicuro. Le voci di corridoio si moltiplicano, che non mi viene in mente la parola, scusate, ma fare trasmissione a quest'ora è difficile perché uno deve digerire in contemporanea. Anche perché a forza di stare con lo zoppo si impara a zoppicare. zoppicare. Visti che sono diventato un vecchio DM, gira e rigira con varie amnesie. Mimo Magnetta a fianco a me, che vi parla invece del vostro sparacazzate preferito. E questa canzone appunto è un omaggio a Federico Salvatore, questo chansonnier napoletano che aveva fatto tutta una serie di canzoni chiamate incidenti, e allora in questo caso c'era incidente in banca e lui l'ha modificata in incidente, insomma, rapina al vomero in questo caso. E questo Federico Salvatore appunto è napoletano. Sì, anzi ti dirò di più, rilancio. Alla seconda metà della trasmissione ascolteremo invece una canzone vera e propria di Federico Salvatore. Facciamo incidente in banca, così restiamo, oppure incidente al vomero, come ti piace a te, così restiamo in tema. Poi Mimmo mi dici quale preferisci, se in banca o al vomero, e lo sentiamo. Però tuttavia questa misteriosa rapina che alimenta le voci del popolo napoletano e del popolo d'Italia in generale, e non so se anche d'Europa, perché è stata una cosa spettacolare, altro che Casa di Carta, chissà perché solo alcune cassette sono state toccate, tutte le altre no. Chi lo sa, se qualcuno andava a colpo sicuro. È stata spettacolare perché i rapinatori malviventi hanno scavato questo tunnel paro alle fogne, indisturbati sono arrivati in banca, addirittura a caso strano i carabinieri fuori, invece di fare eruzione immediatamente, hanno aspettato un nucleo speciale che arrivava da Livorno, e quindi i rapinatori hanno potuto tranquillamente, finché arrivavano da Livorno a Napoli, e hanno fatto addirittura prima del giro della polizia penitenziaria che ci mette dalle 12 a 15 ore arrivare da Milano a Como. Ma qua chiudo la parentesi polemica e saluto l'ex sottosegretario Del Mastro che se l'è inventati. Ecco, figuriamoci, il giro della polizia penitenziaria se l'è inventato il sottosegretario Del Mastro, ci mette 12 ore da Milano a Como in questo caso. E invece questi qua, i carabinieri da Livorno a Napoli, ce l'hanno messe 6 ore. Tuttavia in 6 ore i rapinatori hanno fatto tempo ad arraffare tutto e a scappare da dove sono venuti, cioè dalle fogne. E insomma questa rapina... Le fogne di Napoli sono molto belle. Napoli sotterranea è un gioiellino. Lo so, però è stata una rapina in grandissimo stile che ancora oggi ha lasciato a bocca aperta, sbalorditi, insomma, tutti in positivo e negativo. Cioè, ancora oggi le patrie galere italiane non ne custodiscono. No, assolutamente, si brancola nel buio, e sono andati in quello che è il quartiere bene di Napoli per eccellenza, il Vomero, perché era la filiale del Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro, se non erro, del Vomero. È comunque la filiale bancaria. Così sembrano, perché questi francesi che vanno ad aprire un Crédit Agricole al Vomero a Napoli, no, non si può fare. Beh, ma devi sapere che al sud c'è un problema a fare le banche, non per le rapine. Gli istituti bancari del sud sono pochi, quelli che hanno sede in meridione, la stragrande maggioranza ha sede nel nord Italia, per tutta una serie di problemi di credito, interessi più alti. Se tu sei un cittadino del sud e vai a chiedere un prestito, se te lo danno, perché è più difficile ottenere prestiti al sud che al nord, te lo danno con un tasso di interessi più elevato, perché essere del sud e chiedere prestiti comporta un rischio più elevato che vivere al nord. Assolutamente sì. Vero. E le uniche banche che sono nel meridione che hanno sede nel meridione sono le banche di credito cooperativo varie che hanno sede nel sud. No, devo correggere. La Banca Popolare Milanese aveva l'agenzia però con sede a Milano. Io sto parlando. Però la numero uno era la Foggia. Io sto parlando di banche del sud con sede al sud, sono pochissime, e un'altra di queste banche è la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, e poi la BDM, che non è la banca di come sembra, è l'ex Banca Popolare di Bari, che è stata salvata da Giuseppe Conte, dallo Stato, e ha cambiato nome. Io dico, io li voglio bene, però chiamare una banca BDM, cioè uno che legge minchia banca BDM, cosa ti viene da pensare? Banca di però in compenso il settore trasporti nel sud Italia è molto accorto, è molto all'avanguardia. Cioè il settore trasporti e prelievi a Bisceglie trova la sua a Cerignola, mamma che ignoranza. Sì, a Cerignola ci sta un settore della logistica trasporti che tolgono ai blindati per dare alle bande molto forte, insomma. Infatti, ecco, che rubano ai ricchi per dare ai poveri. Sono dei moderni Robin Hood, Meridios version, tanto per dirla. Loro vengono, rubano e ridistribuiscono gli spacciatori e le mignotte del posto, perché alla fine è brutto da dire, scusate i francesismi, ma i soldi delle rapine in questo finiscono, i più avveduti comprano casa o macchina,
però i soldi delle rapine vengono consumati principalmente in coca e mignotte, per dirla in francese. Scusate i francesismi, ma il linguaggio della mala è questo, non pensate che sia unico, tranne qualche principe della mala che... Una volta si diceva ostriche e champagne. Ecco, ora invece... Anzi, ora peggio ancora, è ingozze pelose e OnlyFans vengono spesi i soldi, che è proprio la crisi, lo schifo della poesia in questo caso. Ok, allora abbiamo anche un altro avviso da fare. Scusate, ma mi hanno dato una sedia bassissima e il computer è più alto di me. Comunque noi siamo in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano, mitico bunker di Radio Libertà, quella che era Radio Padania Libera. E dovete sapere che BioBlu è fallita, noi siamo sulla via del fallimento, quindi una mano al cuore, l'altra al portafoglio. Loro erano l'unica voce libera dell'etero televisivo, noi siamo l'unica voce libera dell'etero telefonico, radiofonico in questo caso. Finito l'etero radiofonico, sappiate che restano tutti, ci siamo capiti, se finiscono gli etero poi ci sono tutti quegli altri, e li salutiamo perché siete tantissimi che ci ascoltate e vi vogliamo un mondo di bene. Ma Mimmo ora presenta una persona, vai Mimmo. Sì, ci sta con noi il mitico co-conduttore Antonio Fellone, il segretario generale aggiunto del SINAP, che è il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, col sindacato con cui noi da 8 anni facciamo questa trasmissione, la trasmissione del venerdì. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria, grazie a te Mimmo e al mitico Federico, perché se portiamo avanti da 8 anni questa trasmissione il merito è soprattutto vostro, no? Perché ci mettete un impegno enorme. No, è anche il tuo, magari... non ti No, io ce lo metto, io ci ho rimesso una caviglia, ci ho rimesso un malleolo per questa trasmissione, ecco, non voglio dire di cosa, quindi l'impegno c'è, come non tornerò mai più come prima, resterò fesso a vita. Comunque, dicevo, effettivamente è vero, perché io oggi sono in chiamata da remoto, però il merito è soprattutto vostro, perché riusciamo ad offrire comunque un servizio secondo me ottimo a tutti i nostri colleghi, insomma a tutti coloro che ci ascoltano, ma in particolare ai nostri colleghi, perché comunque grazie a noi che a volte arrivano notizie o ci chiedono le spiegazioni, forniamo un ottimo servizio, perché poi noi diciamo sempre e solo la verità, bella o brutta che sia, cioè non abbiamo particolari, come posso dire, non stiamo lì a dire siamo di parte o non siamo di parte, diciamo sempre e comunque la verità, bello e brutta che sia, quindi abbiamo offerto sempre un ottimo servizio, non ci nascondiamo dietro un dito, diciamo le cose belle quando si fanno le cose belle e denunciamo anche quello che non va quando le cose non vanno, quindi questo è grazie, ripeto, a voi soprattutto, e ringraziamo la radio che ci mette a disposizione questo spazio. Sempre Radio Libertà va sempre ringraziata, perché hanno una bella pazienza con noi, perché in pratica noi qua ce la aggiustiamo come vogliamo noi, facciamo sempre tutto quanto da noi, ma perché noi non abbiamo bisogno poi di particolari controlli, perché noi, dicendo solamente la verità, siamo sempre dentro le righe. Ci sono altri che invece parlano di tante cose ma non hanno mai masticato la materia. Vabbè, infatti io lo dico sempre che quando Elly Schlein vincerà le elezioni metteranno a fare il ministro della giustizia Ilaria Salis, perché almeno lei i carceri e il sistema giudiziario un po' l'ha approvato in quelli sua, turchi, quindi, no, quelli ungheresi, quelli le condanne anche in Italia, ma il carcere in Ungheria almeno avranno una persona competente in questo caso, che sarà Ilaria Salis. Ma hanno detto che è già pronta la benzina. Sì, perché fuoco alle galere, no? Così loro amano quello, quindi... Vabbè, Fede, però c'è da dire che magari le chiude proprio le carceri, visto che la volontà sua è quella, no? Basta quindi... che non le chiude poi, con carcerati e con carceranti, perché quello è capace di fare questo. No, per dirla in francese, ma le guardie carcerarie, come dice Giletti, poi dove che finiscono in cassa integrazione o gli trovano un altro impiego? No, c'hanno già i robot. Sicuramente ci troveranno un altro impiego, Fede, dai.
hai voglia, ci sono carenze in tante posizioni, quindi hai voglia, qualcosa da fare ci troveranno sicuramente. Io voglio vedere io vorrei fare il bidello, se c'è un posto da bidello Federico subito. Maria Carbonara che vanno a fare gli zappatori, a zappare Io ho terra. zappato in vita mia, non sono come te che ho avuto sempre la pappa pronta. Sì, io ho zappato ero nero in Vulture e anche vicino. Io invece curo il mio fico qua in Belleri. Ecco, Quanto sono buoni i fichi neri in Belleri, oh. Comunque non possiamo nemmeno zappare perché l'Unione Europea non vuole che facciamo nemmeno quello. Infatti l'agricoltura è in ginocchio tra, insomma, divieto a importare i fertilizzanti e gasolio agricolo a prezzi assurdi. È anche comunque, ecco, è un momento difficile anche per quello. Allora io volevo leggere prima una cosa che è vicina alla polizia penitenziaria, però esula dal discorso della polizia penitenziaria, va a interessare la polizia di Stato. Scusate, perché è una storia che ha dell'incredibile. Si parla di caso Rami 2, caso Rami d'Aosta. È impossibile non parlarne perché qua abbiamo sempre parlato di queste cose, e in questo caso io mi permetto di fare questo, insomma, oggi mi mangio le parole, insomma, divagazione poetica. Ecco, mi prendo questa licenza poetica, mi è venuto in mente. Leggo dal giornale: ruba un camion e muore nella fuga, indagati i poliziotti. Sì ragazzi, siete in Italia, vado avanti. L'accusa di omicidio colposo nella difesa un legale di Rami, visto che ci siamo, mi pare giusto. Vado Rami, il ragazzo morto, ragazzi, quello è tutto inseguito vero. dai carabinieri qua a Milano. Questo non è l'Iran, non è la Bosnia, è l'Italia. Vado avanti. 5 agenti della squadra mobile di Aosta sono indagati per omicidio colposo per la morte di Davide Suvilla, il conducente di un camion trucker dell'Iveco rubato che stava scappando dalla polizia. Chi è che non lo fa, amici a casa? La procura di Aosta, guidata da Luca Ceccanti, l'ha iscritti nel registro di indagati anche per consentire loro di partecipare al conferimento dell'incarico al medico legale per l'autopsia del corpo dell'uomo, originario di Vermezzo Conzelo, nel milanese, eventualmente nominando propri consulenti di parte, perché Milano esporta anche questi, ladri di camion, che meraviglia. Sono ancora da chiarire le circostanze della morte dell'uomo, avvenuta lo scorso 27 aprile intorno alle 23:30 lungo la statale 26 all'altezza di Châtillon. La prima ricostruzione emerge che la polizia aostana, che stava indagando sui furti di camion, intercetta inizialmente il camion rubato e un'auto veloce con a bordo altri 2 complici che fungeva da scorta nei pressi di Champagne, frazione di Verrailles. L'autista del tir riesce però a fuggire sfondando il cancello della zona di sosta in cui era parcheggiato. Poco dopo a Châtillon la banda incontra un nuovo posto di blocco ed è lì che, mentre la macchina fugge via, Mavilla avrebbe inizialmente provato a far schiantare le auto della polizia contro le pareti di una galleria autostradale. Un galantuomo, nota di redazione. Raggiunto dalle pattuglie, avrebbe tentato la fuga a piedi. Avrebbe aperto la portiera del camion gettandosi sull'asfalto. A quel punto, come resta da chiarire nell'inchiesta, il corpo a terra sarebbe stato forse investito, a quanto sembra inavvertitamente, da una delle 2 auto che lo stavano inseguendo. Quindi, scusate, spiego a casa, l'autista, questo bravo ragazzo che andava in giro a rubare i camion, si è buttato giù da un camion in corsa. Chi non fa queste cose? Giustamente sembra, ma non è provato, che una delle auto della polizia che insegue il camion l'abbia investito. Ma sfido chiunque nel caso a non farlo. Io mi auguro che ovviamente nessuna auto della polizia di Stato abbia investito il Mavilla, perché i poliziotti che la guidavano come minimo, insomma, sono destinati alla sedia elettrica, al sistema giudiziario. Ma andiamo avanti. A quel punto, come resta da chiarire nell'inchiesta, il corpo a terra sarebbe stato forse investito, a quanto sembra inavvertitamente, da una delle 2 auto che lo stavano inseguendo. Stando alla ricostruzione degli agenti sul posto, il tir sarebbe stato ancora in movimento quando l'uomo si è lanciato dal posto di guida per l'ultimo tentativo di fuga. Nel pool difensivo dei poliziotti ci sono gli avvocati Rachele De Stefanis ed Enrico Ugolini di Torino e l'avvocato Pietro Porciani, uno degli avvocati del caso Rami. Porciani in questo caso fa l'avvocato dei poliziotti, lo conosciamo, un avvocato molto bravo, e l'ho sentito, tra l'altro ho avuto modo di sentire una sua intervista, e dovete sapere che i poliziotti che facevano l'inseguimento sono stati tutti trasferiti d'ufficio. E lui diceva appunto che è stato brutto per i suoi clienti essere stati trasferiti senza. Sicuramente è stato fatto per tutelarli, perché se rimanevano al loro posto, questi poliziotti sede, stanno già pagando per aver fatto i loro doveri. Finisco. Il messaggio che passa dopo il caso Rami è che è normale fuggire ai posti di blocco delle forze dell'ordine e restare impuniti, il commento di Porciani. I 2 complici dell'autista che ha perso la vita, che erano riusciti a imboccare l'autostrada A5 dopo l'incidente, sono stati arrestati a Quincinetto,
nel comune di competenza del Tribunale di Ivrea. Noi ovviamente siamo dalla parte dei poliziotti e anche dell'avvocato Porciani, che bene fa a dire non può passare il messaggio che se tu fai cioè è lecito rompere i posti di blocco, non rispettare i posti di blocco. Per carità, una tragedia, il morto non doveva esserci, però se ti butti giù da un camion in corsa, penso che la vita, insomma la morte in questo caso, la sfidi ampiamente. Mi sembra ingiusto che una giustizia ingiusta faccia pagare a chi ha fatto il suo lavoro onestamente, che sono queste pattuglie. Il suo dovere, perché dobbiamo anche imparare a parlarne, perché parlare di lavoro e mettere alla pari, non so, del netturbino oppure dell'insegnante o dell'operaio, cioè chi fa certi lavori, chi svolge certi lavori come quello appunto di appartenenza alle forze dell'ordine, cioè fa il suo dovere, perché sono prima ancora che i lavoratori sono servitori di questo Stato. Questo bisogna appunto sempre precisarlo. Dico bene o dico male, Antonio? Ci siamo persi? L'abbiamo perso. Antonio questo è il complotto franco-massonico che ci perseguita, via, però forse è scappato in alba. Ci sei? No, per una questione di correttezza che ho disattivato il microfono perché a volte ci sono dei rumori per non dare fastidio alla trasmissione, ecco, perché non riuscivo a riattivarlo. Dico, questa è un'altra storia all'italiana, no? È la stessa questione Rami, ma adesso c'è quest'altra situazione e voglio sempre ricordare a quei signori che sono andati a votare al referendum, che oggi magari sono tra quelli che si lamentano perché accadono queste situazioni. Accadono queste situazioni semplicemente perché uno, non c'è assolutamente un rispetto verso le forze di polizia. Uno. Due, perché chi deve giudicare giudica magari non tutti, magari qualcuno, sempre sotto una questione politica, perché mal che vada non accade nulla, basta guardare il caso Chiara Poggi, Docet, no? Dove comunque ad oggi vediamo addirittura rinviare a giudizio un'altra persona rispetto a uno che si è fatto già 20 anni di galera, e quindi potrebbe, usiamo il condizionale, emergere che questa persona che si è fatto 20 anni di galera è innocente e magari il vero colpevole è stato fuori fino ad oggi. Quindi questa è una mala giustizia e chi pagherà dazio è giustamente il contribuente, perché un risarcimento a questa persona dovrà pure essere riconosciuto, a rimetterci siamo sempre noi, no? Perché poi i giudici non pagano, quindi di conseguenza a pagare siamo noi. Quindi per riallacciarmi al famoso referendum, e non mi si venga a dire no, non c'entra nulla, perché non è così. Quindi sulla questione dei colleghi trasferiti, io personalmente non li avrei mai trasferiti, perché a volte è facile, no? Nascondersi dietro e non l'abbiamo fatto per loro, no, perché devono essere trasferiti? Perdona, hanno fatto semplicemente il loro dovere, perché a questo punto veramente sta passando il messaggio che le forze di polizia non possono più inseguire, di conseguenza il delinquente di turno può fare ciò che vuole. Questa è un'altra situazione veramente sbagliatissima, e soprattutto non mi si venga a dire che è un atto dovuto, perché l'atto dovuto ha rotto particolarmente i PIP, perché un servitore dello Stato deve essere assolutamente tutelato e gli si deve riconoscere il lavoro che fa nel quotidiano, perché voglio ricordare che tanti di questi ragazzi rischiano la vita nel quotidiano. Spesso abbiamo dovuto piangere situazioni orrende accadute sulle nostre strade, però se ciò accade al contrario, c'è l'atto dovuto, c'è la sospensione cautelare, o c'è come in questo caso il trasferimento per tutela. Ma tutela di chi? I poliziotti hanno fatto il semplice loro lavoro, quel personaggio che si salta da una parte all'altra, cade e viene investito, certamente non è colpa dei poliziotti, almeno credo. E qua torniamo sempre al discorso della mala giustizia, torniamo sempre al discorso che in Italia, finché non cambiano le cose, ai noi dobbiamo pregare tutti i giorni che tutto ciò magari un giorno non possa capitare a noi. Tutto qui. Sì, in teoria poi con i recenti decreti di sicurezza avrebbe dovuto cambiare anche l'iscrizione, in questo caso nel registro indagati. Era stato istituito un registro particolare, evidentemente questo registro che va a vantaggio delle forze dell'ordine per le azioni che compiono nel dovere, ancora non è stato istituito. Mancherà il decreto attuativo, mi voglio augurare, perché
in questo caso. Sicuramente, Fede, sicuramente, perché come tempistiche credo che ci siamo, molto probabilmente mancherà il decreto attuativo, questo è poco ma sicuro. Sì, assolutamente, perché altrimenti insomma questi poliziotti non sarebbero stati indagati, ma sarebbero stati iscritti in questo speciale registro. Mi auguro che insomma le indagini vadano velocemente, si appuri che insomma che chi ha fatto il suo dovere colpe non ne ha, magari ha la colpa chi invece di stare a lavorare, a dormire a casa sua, a fare altro, andava in giro a rubare camion da cantiere. Poi per fare cosa? Chissà, perché per fare rapine o azioni malvagie il camion da cantiere è la cosa migliore che esiste. Sono bisonti che pesano svariate tonnellate, che in confronto a un camion normale insomma è un peso più. Ma dovete sapere che come c'è l'auto, il fuoristrada, che è molto più grande dell'utilitaria normale, il camion da cantiere è la stessa cosa, è il doppio per peso e per forza rispetto a un camion normale. Chissà cosa combinavano, se addirittura poi da aver mezzo Conzelo che sta a Milano Sud vai ad Aosta a rubare i camion, qualcosa forse in pentola bolliva. Mi auguro che la magistratura di Aosta faccia chiarezza anche su quello. Signori, sia tu Federico che tu Antonio, ma novità dal mondo galera? Qua è un po' di tempo che non stiamo più tanto parlando di quello che succede nelle nostre prigioni. Come va? Perché va tutto bene, ecco perché. Non tiriamoci dietro qualcosa, perché fortunatamente hai perfettamente ragione. Ultimamente c'è una situazione un attimino più tranquilla, quindi si può verificare magari anche dai social o da internet. Antonio, proprio tutto tranquillo non è. Allora ti leggo quello che è successo ad Ariano Irpino in questo caso. Droga nascosta nelle parti intime, donna fermata prima dell'ingresso nel carcere di Ariano Irpino. In questo caso è una buona notizia, perché vuol dire che la polizia penitenziaria io funziona. Parlavo di aggressione al personale o altro, Fede. Sì, questa è un'ottima operazione e complimenti ai colleghi che hanno svolto l'operazione, che dovrebbe essere tutti i giorni così, che magari questi signori un giorno la smettono di cercare o di fregarci o introdurre all'interno oggetti non consentiti o sostanze stupefacenti, anche se la vedo un po' dura, perché soprattutto sui cellulari o si schermano gli istituti o io altre soluzioni non le conosco sinceramente. Purtroppo proveranno a fregarci sempre, perché sono lì che studiano per cercare come fregare tutte le misure di sicurezza, che sono ottime in tantissimi istituti, però purtroppo vediamo che all'interno spesso vengono rinvenuti comunque apparecchi telefonici, quindi c'è da fare lo step successivo, perché questi, ripeto, sono sempre lì pronti a trovare altre soluzioni. Per quanto mi riguarda ci vorrebbe la schermatura, che so che non è di facile applicazione. Semplicemente perché soprattutto negli istituti del centro, se tu schermi un istituto vai a schermare tutta l'area, e quindi di conseguenza le persone che abitano vicino agli istituti penitenziari che non hanno la possibilità, non hanno linea telefonica, quindi ci vorrebbe una soluzione studiata bene, perché è l'unico modo per interrompere questa questione. Ecco qua, allora noi ne approfittiamo perché nemmeno a farlo posto, sono già le 3:30 e la propaganda domina, quindi pubblicità, e torniamo dopo la pubblicità in un piccolo stacco musicale. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, prodotto in studio Rotti Lei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci allo Spazio Più in collaborazione con la Polizia Penitenziaria. Ricominciamo con Federico Salvatori, incidente in banca, così anche Mimmo l'ha sentito e può curare un po' il suo pregiudizio, insomma, nei confronti degli artisti napoletani, e insomma può essere anche carino ascoltare, uno si fa due risate qualche volta e non ha il muso fisso come Mimmo Magnetta. Ricominciamo allora. 0292947222, ripeto 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta, invece 340 670 9659 per i più timidosi che volessero scrivere la loro su WhatsApp. Ecco qua, insomma, scusate ma mi sono autochiuso tutte le schede che avevo aperto per far finta di essere un giornalista e portare delle notizie che più o meno possono interessare a qualcuno. D'altra parte dello stoppino di rame, invece, abbiamo il nostro Antonio Ferrone, segretario generale aggiunto del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria. Come ben sapete, il venerdì noi lo consacriamo alla sicurezza, e anche a capo del Dipartimento Carceri della Lega. E insomma ci sono tutta una serie di notizie particolari oltre la mala giustizia, però ci sono tante buone notizie, ecco, che mi impressiona in questo caso, perché solitamente sono abituato a fare la cronaca nera di quello che accade nelle carceri. Invece ci sono un sacco di buone notizie e in questo caso ve le leggo. Stranamente mi fa impressione darle, però le devo dare perché quando uno fa il giornalista come si deve, non come quelli della 7, no scherzo, viva la 7, vi amo amici, non mi querelate per favore se qualcuno vuole dire la sua. Ecco la mia faccia sotto i vostri piedi, come si dice in alcune zone del meridione. Però come ben sapete, quando ci sono le buone notizie è mio dovere darle, e in questo caso la leggo da Taranto Today. Carenza di personale nelle carceri pugliesi, in arrivo 133 agenti, 15 a Taranto.
A comunicarlo sono i sindacati locali. Il contingente di poliziotti pugliesi sarà formato da 133 unità in più, di cui 123 uomini e 10 donne, di cui 15 destinati a Taranto. E insomma, non si vedeva da anni. Ecco qua, in questo caso ce l'ho. Ritornando al numero delle unità inviate nel distretto Puglia-Basilicata, la ripartizione prevede 15 unità a Taranto, 11 a Bari, 7 a Brindisi, 17 a Foggia, che sappiamo che è una situazione a dir poco apocalittica, 31 a Lecce, che è il carcere più grande del sud-est, 1 a San Severo, 14 a Trani, 14 a Trani, 8 a Turi. E vado avanti a dare le buone notizie, poi diamo le brutte in questo caso, però è giusto darle le buone notizie. Rubano in questo caso, bene, 193 nuovi agenti di polizia penitenziaria in Campania, un segnale concreto per sicurezza e legalità. Sì? No, ti interrompo perché saranno un argomento, saranno informazioni molto interessanti. Se vuoi, in merito c'è un mio comunicato dove riporto tutte le info di tutti i provveditorati, che è abbastanza interessante. Quello lì proprio hai proprio il assunto di tutti i provveditorati dello stivale rispetto a questi nuovi incrementi. E concordo con te che sono dati molto interessanti, è giusto darli. Sì, Antonio, io volevo leggere l'intervista a qualcun altro, tanto per non so mai che ce la sogniamo e ce la meniamo da soli, insomma, sai com'è? Perché finché se tu dire una Lega, cosa... È un comunicato come Dipartimento Lega, è una notizia che diamo come Lega, perché comunque va bene, perché era solo per questo, volevo dirtelo, perché i numeri sono abbastanza interessanti, era solo per questo, scusami. No, assolutamente. Tra l'altro sto leggendo la rassegna stampa dove è nominato Antonio Felone ed è piena di attacchi, però grazie. Sì, se vuoi ti leggo qualche titolo, ma mi sembra brutto. No, c'è un comunicato di ieri ripreso da molte agenzie di stampa. Io qua l'unica cosa che trovo di recente a nome tuo è questo: Felone, iniziati i carotaggi a Verziano, nuovo carcere. No. Guarda, se vuoi io ce l'ho qui davanti perché c'ho il comunicato. Leggilo tu a sto punto. L'hai detto tu, così sembra, lo sentiamo dalla viva voce da chi lo ha emesso, insomma, è ancora più. Questo è uno scoop, cari amici di La Press. No, diciamo è stato ripreso da tantissime agenzie di stampa e questo mi ha fatto piacere, perché per me quando c'è attenzione verso il nostro corpo a me riempie sempre di soddisfazione, quindi guarda, lo sto trovando e te lo leggo subito, perché comunque sui miei social ha avuto abbastanza riscontri, quindi è un qualcosa di importante, semplicemente perché noi abbiamo dato in questo post notizie veritiere di incrementi su tutti i provveditorati eccolo qua, l'ho trovato, c'è scritto: carceri Fellone Lega soddisfatti per assunzione di 1443 agenti della polizia penitenziaria. Faccio una premessa: 1443 è solo il primo scaglione dell'intero concorso, perché a breve ne parte un altro sempre di 1450 e poi entro fine anno, a ottobre, parte l'altro ancora, per un totale di circa 4.000 poliziotti che saranno assunti, che entreranno in servizio entro febbraio 2027. E in più voglio ricordare che c'è un ulteriore bando di 3.350 agenti che è in fase concorsuale, quindi anche quest'altro numero si andrà ad aggiungere nel 2027 come nuove assunzioni. Io proprio su questo avevo fatto il sunto di tutti, diciamo, i provveditorati, ho dato i numeri degli incrementi di tutti i provveditorati. Se vuoi te li leggo pari pari, così hai una notizia diciamo veritiera. Leggila, no? Così facciamo lo scoop, Anto, dai. Certo, te li do subito, guarda, questi numeri qua li devo... Sì, vai avanti tu e trovo. Io non lo trovo, sono andato anche sulla Press, senza offesa al tuo articolo non riesco a trovare, se no può andare basta mettere sulla ricerca del motore di ricerca Fellone. No, io sono Lega. Su Google, l'ho messo e non esce senza offesa. Fellone Lega e ti esce subito in primis il comunicato che se non si apre il sito di OnlyFans, sì, già tanto, proviamo Fellone Lega.
Per vedere i contenuti di Fellone Lega ti devi abbonare a 16 euro al mese. Mi sembra strano. Va bene, andiamo avanti. Vediamo, eccolo qua, consenti tutti i cookie. Ecco qua. Andiamo avanti, fanno qua. Eccolo qua. Carceri Fellone Lega soddisfatti per assunzione di 1443 agenti di polizia penitenziaria. Esprimo 7 maggio, quindi ieri, ragazzi. Esprimo profonda soddisfazione per l'importante incremento di nuove forze negli istituti penitenziari italiani. Le assegnazioni del 186esimo corso primo scaglione rappresentano una risposta tangibile e immediata alle croniche carenze di organico che questo governo sta cercando di attenuare con cospicue e costanti assunzioni. L'invio di 1443 nuovi agenti è la dimostrazione concreta di come il governo e il Ministero della Giustizia, attraverso l'impegno del governo, sta investendo seriamente sulla sicurezza e sulla dignità lavorativa delle donne e degli uomini in divisa. I dati delle assegnazioni sul territorio nazionale evidenziano un potenziamento capillare con incrementi significativi soprattutto in Lazio, 258 nuovi agenti, nota di Tebareva, Roma ladrona come al solito, no scherzo, però chissà perché Lazio si piglia tutti questi agenti, mentre la più popolosa Campania, 193, e l'ancora più popolosa Lombardia, che sfiora gli 11 milioni di abitanti, 115 regioni, però che per una volta, questo va detto ed è una cosa ottima, che presentano istituti con carichi di lavoro particolarmente gravosi, perché sono le più sovraffollate, nota di redazione. Un segnale forte arriva anche per la giustizia minorile, ed era ora anche qua, che beneficerà di un incremento di 80 unità, di cui parecchie al Beccaria qua a Milano. Anche qua era da anni che non avveniva, sono ottime notizie. Non sono solo numeri, ma supporto operativo fondamentale per garantire la legalità all'interno delle carceri e la sicurezza di tutti i cittadini. A ciò vanno aggiunte le ulteriori 3.350 unità previste nel bando di crescente pubblicazione, proprio perché il governo continua a stare dalla parte di chi serve lo Stato, assicurando una presenza più incisiva in ogni distretto. Così, insomma, Antonio Fellone, coordinatore nazionale del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega. E qua finisce il... qua c'è una bellissima foto, sì. No, c'è una meravigliosa foto, non so se la regia lo può mandare, del nostro sottosegretario Andrea Ostellari. Che, se vuoi ti do ulteriori dati, che sono, vabbè, come hai detto tu, Lazio 258, sì. Ma il distretto del Lazio comunque è molto 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 ampio, però voglio ricordarti che comunque nel Lazio ci sono tante situazioni che riguardano la polizia penitenziaria. Poi abbiamo la Campania con 193, Puglia Basilicata 133, la Lombardia, che è una delle regioni più sovraffollate, noi l'abbiamo denunciato tante volte, lo continueremo a denunciare, con 115, poi abbiamo l'Emilia Romagna con 114, Umbria Marche 93, Abruzzo 85, Toscana 79, Sicilia 77, Sardegna 66, Calabria 60, Trentino Alto Adige e Veneto 54, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta 36 e come hai detto tu prima, giustizia minorile 80, per un totale di 1443. Tra l'altro diciamo che queste... In questa tabellina c'è una foto meravigliosa di Andrea Ostellari che sembra quasi un sedicenne, non so se è così bello ultimamente o è stato photoshoppato, comunque facciamo i complimenti al sottosegretario Andrea Ostellari. De gustibus. Della serie come farsi cacciare senza passare dal via. No, scherzi, anzi lo salutiamo il sottosegretario Andrea Ostellari e gli auguriamo buon lavoro, perché è sempre tanto, però a noi piace scherzare, più siamo dei guasconi è più forte di noi in questo caso. Sì. Comunque ti dicevo, questi incrementi comunque sono stati distribuiti per la prima volta, e questo è un dato veramente interessante ed è giusto che si sappia. Sono stati distribuiti rispetto all'apertura di nuovi padiglioni e soprattutto al sovraffollamento dei vari istituti e quindi dei vari provveditorati. Questo non era mai accaduto prima, c'erano proprio delle voci nella distribuzione che riguardava comunque, ripeto, il sovraffollamento e l'apertura di nuovi padiglioni, quindi è un'innovazione che comunque ha portato benefici alle regioni che hanno più problematiche. Poi c'è da sottolineare che a giugno parte il prossimo corso e quindi a ottobre ci sarà un'immissione in servizio di ulteriore personale come numero pari a questo, quindi ci saranno ulteriori incrementi e questo vale anche poi per febbraio 2027. Come vedi si lavora, i numeri vanno avanti, crescono, come noi abbiamo già detto in passato, Fede,
stiamo pagando la cattiva gestione dei governi precedenti, perché basta, io non aggiungo altro, io chiedo a chi è a casa, magari se ha tempo e voglia, di andare a fare un attimo un paragone tra le assunzioni dei vecchi governi rispetto all'assunzione di questo governo qua, per quanto riguarda la polizia penitenziaria. Voglio ricordare che l'unico corpo di polizia che ha avuto un'assunzione straordinaria di 2000 unità è stato il corpo di polizia penitenziaria. Questo perché? Perché in passato è stato letteralmente trascurato e messo in un angolino. Quindi ne approfitto per fare gli auguri agli allievi di Catania che oggi hanno giurato, quindi è stata la prima scuola che ha aperto questa 3 giorni di giuramenti. Se vuoi ricordiamo anche le date dei prossimi, che saranno domani Cairo Montenotte la mattina e Verbania di pomeriggio, quindi auguri anche a loro. Lunedì giurerà Castiglione la mattina e Parma il pomeriggio, per chiudere poi martedì mattina Roma e martedì pomeriggio Sulmona. Quindi auguri a tutti i ragazzi che inizieranno questa nuova avventura. L'unico mio consiglio è quello di dire carica e siate orgogliosi, perché comunque indossate una divisa molto molto importante e soprattutto con tanta storia la dovete onorare. Questo mi sento di dire, Fede. Sì, assolutamente. Ma quando arriveranno questi neoreclute nelle carceri? E poi entro metà maggio saranno tutti negli istituti penitenziari. L'unico punto di interrogativo è la scuola di Roma, perché come tu ben sai c'è la manifestazione del 2 giugno e quindi magari qualcuno resterà lì per preparare la parata, diciamo. Poi rientreranno assolutamente subito nei vari istituti di assegnazione, quindi per tutte le altre scuole entro metà maggio, perché ripeto, l'ultimo giuramento è il 12, calcola 2 giorni da un giorno di riposo e uno di viaggio, entro il 15 sono tutti a destinazione. Anzi, qualcuno anche prima, perché tipo Catania ha giurato oggi e lunedì saranno già in servizio. E poi soprattutto quest'anno c'è una grande novità per i neoagenti, perché sappiamo che verranno inviati nei reparti e non saranno immediatamente operativi, cioè per un mese faranno una specie di tirocinio sul campo. È vera questa voce? Però male era quello previsto già pure in passato, però ci sono istituti che si adeguano, istituti che appena arrivi, buongiorno, 50 detenuti, tutto a posto con lei. Appunto, così la tradizione è questa, no? Quindi dipende poi dagli istituti. Sì, le linee direttive su queste qua, le direttive su queste, comunque di fargli fare un attimo un mesetto di affiancamento per fargli capire un attimo il lavoro che andranno a svolgere, quindi secondo me è importante anche la figura dell'agente anziano che deve spiegare a questi ragazzi che entrano per la prima volta negli istituti penitenziari come si devono comportare, come si lavora, anche che poi tu insegni, Federico, mi insegni che è l'esperienza che ti arricchisce, non le chiacchiere. Le chiacchiere poi lasciano il tempo che trovano, invece l'esperienza ti porta a crescere e a diventare un vero poliziotto penitenziario. Però volevo dare una notizia molto importante, questa è importantissima questa notizia, soprattutto volevo fare gli auguri a una persona che noi conosciamo benissimo, che è stato trasferito, che è Federico Carbonara. Auguri Federico, e quindi poi in privato devi pagare da bere un po' a tutti. Tra 130 giorni, che è una cosa oscena, potrò prendere la nuova sede a Milano, finalmente ritorno a Milano dopo un lungo esilio durato 4 anni e mezzo. Che esilio, sì, a Monza è stato pesante stare nella provincia brianzola per 4 anni e mezzo, però sono mancano ancora 4 mesi abbondanti che devo fare là e devo resistere, che è il periodo più difficile che l'estate. Se resisto, arrivo vivo e ritorno nel mio feudo milanese, sarà mia premura a festeggiare come si deve. Tra l'altro, visto che siamo a Milano, oggi è un giorno particolare qua a Milano, è San Vittore, quindi voglio fare un augurio a quello che è il vero patrono di Milano, che è San Vittore, e soprattutto il patrono di Varese. Sappiamo che chi ha fondato questa radio era di Varese, è una radio a trazione Varesotta, almeno lo era, di un partito che era a trazione Varesotta, e quindi un augurio a tutti i varesotti all'ascolto, che sono tantissimi, e poi a San Vittore, che è il famoso carcere di Milano, e quindi che porta il nome del quartiere San Vittore. C'è una chiesa molto bella, un quartiere molto bello nel centro di Milano, ed è giusto ricordarlo. Ma Antonio, tu pensavi di cavartela facilmente, io devo fare l'uccello del malaugurio come al solito. Io una brutta notizia la devo leggere,
E quindi lo leggo da Terni Today in questo caso. Cella a fuoco e detenuto sequestrato, ennesimi gravi episodi in carcere. La situazione della casa di reclusione di Orvieto nella denuncia dei sindacati. Qui gli unici eroi e anche unici bisognosi di un garante sono la polizia penitenziaria, gli educatori e il personale sanitario e tutte le persone che lavorano qua. Ennesimi gravi disordini nella casa di reclusione di Orvieto, teatro ormai quasi settimanale di eventi critici che mettono a rischio la sicurezza dell'intero istituto. A denunciarlo con forza sono i segretari locali. Secondo quanto ricostruito nella tarda serata di mercoledì, un detenuto magrebino sotto l'effetto di psicofarmaci, e non sarebbe la prima volta, ha appiccato il fuoco nella propria cella e distrutto molte delle suppellettili presenti per futili o addirittura inesistenti motivi. Nella mattinata di ieri alcuni detenuti magrebini, liberi di vagare indisturbati per l'istituto, hanno inspiegabilmente sequestrato e trasportato di peso nella sezione comune un detenuto che avrebbe dovuto svolgere il proprio lavoro intramurario, senza contatti con i reclusi comuni, costringendolo con la forza in un'area non consentita. Tutto questo è accaduto senza che i pochi poliziotti penitenziari presenti potessero intervenire a causa dell'esiguità delle unità in servizio. Un organico ridotto all'osso e mal distribuito che impedisce qualsiasi azione tempestiva di contrasto. Il carcere di Orvieto ormai è una polveriera destinata ad esplodere, dove i detenuti si muovono liberamente mentre la polizia penitenziaria è costretta a subire. È molto lungo l'articolo, ma sono costretto a tagliarlo perché davvero tanti. Insomma, qua addirittura si critica i garanti locali dei detenuti perché non hanno mai detto una parola di quello che accade là. E vado avanti. Chi ha la responsabilità del carcere di Orvieto batta un colpo e faccia sentire la propria autorevole voce, metta in campo azioni concrete e incisive per salvaguardare l'incolumità di chi ogni giorno va a lavorare in quel penitenziario. Le uniche vere vittime, unici eroi e anche gli unici bisognosi di un garante sono la polizia penitenziaria, gli educatori e il personale sanitario e tutte le persone che lavorano in questo contesto. Insomma, si chiede una equa distribuzione del personale potenziando il reparto detentivo. E quindi, insomma, ad Orvieto, Antonio, non se la passano bene. Sì, ho ascoltato, un po' la conosco la situazione di Orvieto, sì. Diciamo sono questioni che vanno affrontate a livello locale e certamente vanno risolte per il bene di tutti, voglio dire. Anche se non ricordo male, anche su Orvieto è arrivato qualche incremento, quindi anche lì la situazione potrebbe migliorare. Ripeto, io dico sempre che comunque bisogna essere bravi a sfruttare le risorse a disposizione, perché poi se siamo capaci tutti noi a sfruttare le risorse e soprattutto c'è una risposta positiva da parte delle risorse, io credo che il carcere va tranquillamente avanti. Purtroppo se viene meno una di queste la situazione si complica. Poi voglio sempre ricordare che la popolazione detenuta è letteralmente cambiata negli ultimi anni rispetto al passato. Ad oggi abbiamo veramente, e tu lo sai meglio di me Federico che in galera ci lavori in prima linea, sebbene che oggi la popolazione detenuta è composta da un gran numero di persone che secondo me non dovrebbero stare in carcere, perché sono persone malate, persone psichiatriche, persone che non rispondono a nulla, quindi di veramente difficilissima gestione. Secondo me andrebbero gestiti più come i vecchi OPG di una volta, no Fede, con una massiccia presenza di personale sanitario, non certamente dai poliziotti penitenziari che sono preparati e devono garantire solo e esclusivamente la sicurezza, non certamente. Ringraziamo la sinistra, insomma, il dottor senatore Marino. Chissà quando Eli Schlein vincerà le elezioni e Ilaria Salis sarà ministro della giustizia cosa combineranno. Ma c'è Mimo che ha trovato una notizia che ti vuole leggere. Gli prude è da un'ora, devo leggere io. Questa è una notizia che mi fa piacere leggere, perché è un modo per salutare anche nonno Antonio, che era tanto un amante dello sport ippico, degli equini, ma non quelli da mangiare come me. No, io facevo le gare, lui era nonno Antonio era amico appunto dei fratelli di Inzillo, famosi campioni ippici dell'ippica. La polizia penitenziaria, primo corso di specializzazione reparto a cavallo. Si è svolta presso la caserma Salvo d'Acquisto, medaglia al valor militare dell'Arma dei Carabinieri, la sede del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, la cerimonia conclusiva del primo corso di specializzazione a cavallo per la polizia penitenziaria.
anche voi appunto siete entrati nell'Olimpo dei cavalieri. No, ma posso dire una cosa, una volta esisteva il reparto a cavallo ed è stato chiuso per mala gestione ed era per rappresentanza. Lì la differenza questa volta si potranno tornare che lavoreranno molto più utili, per esempio nelle colonie penali. Allora, il personale neospecializzato sarà impiegato presso le colonie penali di Sirenas, Arbus, di Mamone ed entro settembre a Isili, territori caratterizzati da ampie aree rurali e boschive. Dopo il servizio a cavallo rappresenta la modalità più efficace di controllo. Allora, spiego agli amici a casa che queste tre, le colonie penali, le case di lavoro di Isarenas, Mamone e Isili sono in Sardegna e sono enormi appezzamenti di terreno dove i detenuti fanno lavori agricoli e di allevamento. Una volta facevano allevamento, poi è subentrato un magistrato di sorveglianza che faceva parte lì dei... E i muffloni che fine hanno fatto? I muffloni sono stati delocalizzati. E il nonno dove l'hanno messo? Il nonno? C'era praticamente successo all'Isola della Gorgona, c'è stato un magistrato di sorveglianza che scusatemi, aveva smesso di fare il magistrato di sorveglianza, lui era un animalista, insomma ha fatto di tutto per bloccare questo settore, quello dell'allevamento, che era un lavoro che veniva... È un'eccellenza, tra l'altro. Era un'eccellenza ed era un lavoro che veniva dato appunto ai reclusi che stavano... Perché a Mamone c'era il caseificio più grande d'Europa, ora non so se esiste ancora, sarebbe un peccato se fosse stato chiuso. Insomma. Io che sono stata di Sirenas, ho avuto la fortuna di conoscere lo stabilimento di Sirenas. Di Sirenas ci sta una sorta, oltre che la colonia penale, c'è una sorta di campeggio che viene usufruito appunto dagli appartenenti al corpo, sia civili che militari, no? E c'erano appunto con le pecore, con le capre che avevano, facevano certi formaggi che erano la fine del mondo. Io per esempio solo lì potevo sognare questo è il caprone principale di questa trasmissione. Questo era Mufflone invece. Comunque appunto voi agenti della polizia penitenziaria avete anche appunto il reparto a cavallo da poco restituito per una cosa buona, insomma il controllo delle colonie agricole e delle attività lavorative all'aperto dei detenuti, quindi ci auguriamo che la gestione questa volta sia trasparente ed efficace, visto che è una gestione sul campo operativa. Antonio, lasciamo a te allora chiudere, visto che siamo in chiusura. No, niente ragazzi, a me oggi voglio chiudere semplicemente rinnovando gli auguri a tutti i neoagenti che si apprestano in questi giorni a prestare il giuramento e quindi a breve ad iniziare il nostro lavoro. Gli faccio gli auguri e un in bocca al lupo e poi niente, ringrazio sempre voi per questa opportunità che date a me, diciamo a tutti coloro che in questi anni hanno partecipato alle nostre trasmissioni, perché comunque, ripeto, offriamo un servizio che comunque è di qualità e lo dimostrano anche i numeri, perché sappiamo bene che ci ascoltano in tantissimi, ma tanti, dalla radio, dai social, e questo fa piacere perché vuol dire che apprezzano un servizio che offriamo e sanno benissimo i sacrifici che ci sono dietro, no? Che ognuno di noi, Fede ha famiglia, io ho famiglia, Mimmo ha famiglia, però Mimmo non fa niente dalla mattina alla sera, ormai è in pensione, quindi va bene tutto. Quindi ringrazio ulteriormente la Libertà, ci vediamo venerdì prossimo, spero di presenza, anzi ci conto perché Federico mi deve offrire il pranzo. E niente, come dico sempre, viva la polizia penitenziaria e viva il SINAP e ci vediamo venerdì prossimo. Se Federico resta vivo in questi 130 giorni sarà felice, ma basta un attimo e per finire dall'altra parte con 2 meravigliosi braccialetti e non di pelo rosa sui polsi. Nel frattempo, se anche Mimmo non lavora, ha tanta fame e c'è un artista a Cologno Monzese. È il fornaio di Cologno, Viale Lombardia 47, Cologno Monzese, dove c'è il nostro amico Maron che sforna delizie di pane, dolci e salate. Andate, un servizio di qualità sopraffina, davvero tantissime specialità, una più buona dell'altra, gentilezza e cortesia. E noi appena ce ne andiamo di qua andiamo a rifocillarci, perché sarà anche vero che io lavoro poco, ma io in compenso, ho poca fame, però quando posso mangio e mangio assai. A me si è chiuso lo stomaco. Ciao Antonio, buona serata. Ciao Mimmo, ciao a tutti. Quando poi Antonio vorrà venire in trasmissione porteremo anche Antonio a conoscere il fornaio di Cologno.
venerdì prossimo. Va bene. Buona serata, restate all'ascolto di Radio Libertà. Buona serata. Avete ascoltato Spazio Più.